Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una partita surreale, Beth Harmon contro Bobby Fischer. Abbiamo qui due computer, uno che simula il gioco di Beth Harmon e ho qui un vecchio gioco, qualcuno di voi lo conoscerà, Chess Master, in cui c'è la possibilità di simulare le varie giocate dei vari giocatori. Ho messo impostato Bobby Fischer e vediamo come ci giocherà. Allora, Beth Harmon ha giocato con E4, Bobby risponde con C5, giustamente. Lui ha sempre utilizzato la difesa siciliana, almeno per la maggior parte delle volte. Cavallo C3 ci ha giocato, vediamo che cosa risponde il computer. Cavallo in C6, cavallo in F3, vuole giocare una siciliana chiusa, D6 e a questo punto D4, beh direi che era abbastanza obbligatoria. Cattura, cattura col cavallo, a questo punto A6. Cattura e presumo che voglia catturare. Alfiere in C4 e 6 viene giocata, arrocco corto e adesso mi consiglia cavallo F6. Ok, qui ci sono delle buone possibilità, vediamo un po' se è interessante, la partita si fa interessante e anche con insomma la donna può essere interessante la cosa, tac tac, beh però comunque il nero c'ha un buon centro di pedoni. Qui il bianco ha giocato alfiere in E3, alfiere in E7 per arroccare corto, F4, sfida fra titani ragazzi, sfida fra titani. Il computer mi sta dicendo torre B8, no, alla fine mi sa che arrocca. Arroccato, alfiere in E2. Vediamo che cosa gioca Bobby. Vai Bobby! Mi sa che gioca la spinta in C5. Alfiere in F3, attenzione, attenzione, questa coppia di alfieri è veramente, veramente fortissima. Vediamo un po' come andrà a finire la situazione. Presumo si voglia togliere la torre, infatti è questa la mossa che viene giocata. Tra l'altro non solo si toglie la torre ma si attacca. Donna D3, questo è un gambetto bello e buono. Presumo che voglia lasciare questo pedone con l'idea di... Sto cercando di capire l'idea che sta dietro questa mossa. Sai che faccio fatica a capirla. E infatti Bobby attacca. Ok, ci sarà un cambio di torri. Vediamo un po'. No, torre in B5. Torre in B5, a seguito del cambio, niente cambio, c'è stata questa mossa e adesso la torre che stava bene qui andrà a cambiarsi con la torre del bianco, torre per torre. E adesso donna in A5. Da notare che Bobby deve ancora muovere questo alfiere dall'inizio della sua partita. Beth Harmon aggressiva con i pedoni sull'ala di re e in effetti fa un po' paura qui la situazione e una spinta ora di qualche pedone potrebbe indebolire la posizione e allietare il bianco a spingere in questo modo. Però stranamente mi dice H6. Mi dice H6, H4, no. Re in G2, con l'idea di portare la torre di qua? Chi lo sa? Chi lo sa, Re in G2, forse perché... no, non riesco a capire.
torre in D8 mi sembra una buona mossa, in più si crea anche lo spazio per il re per uscire. Niente, questa è una temporeggiata mica male. E a questo punto donna in C7. Donna in C7, una semplice H3. Ok, vediamo che cosa si può fare. Alfiere B7, finalmente io svilupperei questo alfiere. No, dice cavallo in D7. Ok, cavallo in E1. E ora si può fare questa? Si può fare questa? Beh, direi che non ci sono troppe cose da fare. Viene giocata questa. Cavallo in B2. E non so ora quali piani si potrebbero giocare. Spinta centrale molto aggressiva. Cattura col pedone e cattura con il pedone. Due pedoni sospesi, ma possono essere molto forti perché comunque controllano queste case, quindi sono molto forti. Il cavallo torna indietro. Adesso cosa gioca il nostro Bobby? Decide di giocare alfiere C6 per rendere più compatta la posizione, però c'è sotto questo a seguito di tac, non lo so, vabbè, decide di giocare alfiere C6, non chiede. C'era qualcosa sicuramente che mi è sfuggita. Tra l'altro viene lasciato sotto il pedone per giocare torre in A8, prendendosi questa colonna e probabilmente anche quel pedone. Donna si ritira e adesso torre per A3. È andata. Donna in G2 e adesso si inizia a fare pressione su questo punto, perciò giustamente il buon Bobby gioca cavallo F6 con l'idea di rimuovere questo cavallo. Adesso la cattura è praticamente forzata, ma questo cavallo ora andrà via da qui e ora questa probabilmente. Esatto, gioca questa. Cattura, presumo cattura. Ok, la situazione si sta facendo interessante, questo pedone è veramente forte e adesso qui Bobby gioca alfiere in D6. Wow, per permettere probabilmente alla donna di tornare in questo modo. Alfiere D6. Donna in G4 e ora dice di catturare qui. Ok, donna, niente, donna non cattura, non si sa per quale ragione non potesse catturare. E ora donna in E7. Ora sì, ora ha catturato il pedone. Forse c'era qualche trappola? E adesso si inizia ad entrare a fare sul serio. Donna in posizione di difesa. E ora mi dice alfiere in D5 con l'idea di portare questo alfiere in gioco via. Sai che non capisco alfiere D5. Cosa vuole fare con alfiere D5? No ragazzi, fuori dalla mia comprensione. Che cacchio fa questo alfiere in D5? Vabbè, tanto lo giochiamo. Non riesco a capire cosa voglio fare. Vuole andare qui, ma non so. Boh. Alfiere in F7. Ok. Ok. E poi il cavallo finalmente si muove e adesso abbiamo capito che questo alfiere ha fatto tutta questa strada per andare in H5 e posizionarsi lì. Cavallo blocca le idee del nero e adesso alfiere per cavallo, pedone per cavallo
e si perde un pezzo pieno perso. Adesso non ci sono neanche l'opportunità di scacchi perché questo alfiere controlla molto bene e adesso è andata. Mi sa che Bobby in 40 mosse ha veramente creato qualcosa di devastante. Ok, donna qui, adesso si spinge il pedone a promozione e si libera anche, tra l'altro, la diagonale chiara per gli scacchi della donna. Sacrificio su torre, si minaccia il matto, attenzione, attenzione, non sappiamo tradurre ma va bene lo stesso. Scacco di donna, il cavallo, il re si sposta e adesso questo alfiere supporta attivamente anche il pedoncino e ora la torre viene qui e adesso non cattura ma alfiere in F7 scacco, cattura di donna si presume, esatto, e vabbè, direi che potrebbe anche abbandonarsi. Your check doesn't concern me. Ok, e alla prossima c'è il matto, eccolo. Wow ragazzi, che dire, partita eccezionale, cioè penso che zero errori, zero blunder, zero missed win. Eccezionali ragazzi, che partitona e che difesa siciliana. Sì, questa non l'ho capita, è andata così. Qui forse qui si poteva essere più cattivi. Si poteva forse a un certo punto essere più cattivi subito. Ah, ecco, non l'ha permessa con H6, non lo so. Ok, è andata così. Bella, bella. Questi due pedoni, giocare con due pedoni sospesi, ragazzi, ci vuole tanto coraggio, soprattutto quando c'hai i pezzi dell'avversario che ci attaccano sopra. Però si sono rivelati fortissimi. Pian piano si sono attivati tutti i pezzi e via. Incredibile, incredibile, grande Bobby, ti sei rivelato anche questa volta il migliore. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!